Buongiorno a tutte e a tutti, mi presento, anche se vedo tra di voi qualche volto noto. Sono Marta Denardi, consigliera comunale per la lista civica Mirella Balliana Sindaco e consigliera anziana. Si apre la seduta del primo Consiglio Comunale 2024-2029 di sabato 13 luglio 2024 a Vittorio Veneto. Cedo la parola alla segretaria per l'appello. Buongiorno a tutti. Balliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Bevilacqua Silvia. Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Baraido Giovanni. Caldart Antonella, è assente. Carnelos Graziano. Cutifani Irene. Darè Gianantonio. De Bastiani Alessandro. Denardi Marta. Padoan Enrico, Posocco Gianluca, che è assente giustificato, Toffoli Thomas, Tonon Roberto, chiedo scusa, Uliana Antonella è assente giustificato. Il numero legale c'è, sono 14 presenti e 3 assenti. Andiamo con gli scrutatori. Bene, allora procediamo alla nomina degli scrutatori. Propongo Gianantonio Darè, propongo Silvia Bevilacqua e Paolo Bassetto. Gianantonio Darè non è d'accordo? Ok, allora propongo Braido Thomas Toffoli. D'accordo? Ok. Thomas Toffoli. Bevilacqua e Bassetto. Bene. Ok, e ho preparato un discorso di apertura per il primo Consiglio Comunale. Come da regolamento, quindi, dispongo di 7 minuti di intervento che spettano a ogni consigliere comunale in seduta. Mi avvalgo dunque di questo tempo per fare un discorso di apertura alla nuova amministrazione e consigliatura 2024-2029 per il Comune di Vittorio Veneto con la sindaca Mirella Balliana. È per me un onore aprire questo primo Consiglio Comunale in qualità di consigliera anziana. Ricordo, anche se i presenti sicuramente già ne saranno a conoscenza, che il consigliere o la consigliera anziana è colui o colei che ha ricevuto la più alta cifra individuale, ossia la somma di voti di lista e preferenze individuali. Nel mio caso il numero corrispondente è 2100. Certo, fa sorridere che la consigliera anziana questa volta abbia solamente 21 anni e che sia la più giovane consigliera comunale che Vittorio Veneto abbia mai avuto. Questo fatto, a mio avviso, è indice di un chiaro bisogno di rinnovamento richiesto dalla nostra città. E così anche l'età media del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto si è abbassata notevolmente con l'entrata di nuovi giovani e giovanissimi. Ciò dimostra che la disaffezione dei giovani alla politica non è un sentimento così radicato a Vittorio Veneto, come invece si potrebbe essere spinti a pensare. Ma anzi, i giovani manifestano, supportati dalla fiducia data dai cittadini e dalle cittadine attraverso il voto, la volontà di essere protagonisti dei processi decisionali e che a loro non è più sufficiente avere soltanto dei garanti di politiche giovanili. I giovani quindi partecipano attivamente alla politica per costruire una Vittorio Veneto alla portata dei giovani, in cui si possa vivere bene e anche creare una famiglia, sentendosi tuttavia rappresentanti di tutti i loro elettori, anche dei meno giovani. Un altro punto che vale la pena sottolineare è la forte presenza femminile in questo Consiglio Comunale. Ciò fa certamente piacere, però il fatto che tale notizia desti ancora scalpore dimostra che la strada verso una politica in cui ci sia il giusto equilibrio tra uomini e donne nelle forze in campo non ci abbia ancora condotti a destinazione. Detto ciò, questa nuova amministrazione, anche se mai ne ha fatto una questione di genere, vanta la prima sindaca donna della storia di Vittorio Veneto. Come detto più volte dalla sindaca Mirella Balliana, le donne dimostrano una spiccata sensibilità e un forte senso del dovere. Gioendo di questi primati, ossia la consigliera comunale più giovane di sempre, la più alta partecipazione femminile in consiglio comunale e soprattutto la prima sindaca donna, la nuova amministrazione con a capo Mirella Balliana ha già portato in città un forte senso di cambiamento.
Il mio augurio per questa consigliatura è che si mantenga vivo l'entusiasmo e il senso del dovere che da sempre ci ha caratterizzati e che si crei un ambiente di lavoro non competitivo ma collaborativo anche da parte delle minoranze, considerando appunto che, al di là dei colori politici, quello che accomuna tutte e tutti noi è la volontà di fare del bene della nostra città, alla quale siamo evidentemente molto legati se ci siamo presi l'impegno di rappresentare i cittadini e le cittadine nell'amministrazione del Comune. Con questo augurio, quindi, concludo il mio discorso e ringrazio la sindaca Mirella Bagliana per avermi coinvolta in questo percorso. Ringrazio la Giunta, ringrazio i consiglieri e le consigliere e ringrazio i cittadini e le cittadine per l'ascolto e la fiducia dimostrata nei nostri confronti. Ricordo che, in qualità di consigliera anziana, presiderò questa seduta fino alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio Comunale 2024-2029 Vittorio Veneto, al quale cederò il posto una volta eletto. Ringrazio quindi per l'attenzione e proseguo con il primo punto all'ordine del giorno. Beh, grazie dell'applauso, che è più lungo di quanto pensassi. Ok, allora il primo punto è la convalida degli eletti. Quindi si apre appunto la seduta del primo consiglio per i primi adempimenti obbligatori a seguito delle elezioni amministrative. Allora, la convalida degli eletti è sostanzialmente un fatto che si dà atto che tutte le dichiarazioni appunto in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità sono state rese e che non si rilevano, diciamo, motivi ostativi. Gli uffici hanno fatto, diciamo, le verifiche e quindi se ne dà atto. Allora, adesso appunto convalidiamo gli eletti. Gli eletti, prima della nomina degli assessori, sono Bagliana Mirella, ovviamente come sindaco, per il progetto Vittorio Futura, Partito Democratico, Vittorio Vive in Europa, Cuore Ragione Impegno, Lista Civica Mirella Bagliana Sindaco, Rinascita Civica, Partecipare Vittorio. I consiglieri comunali sono Denardi Marta per la Lista Civica Mirella Bagliana Sindaco, Paduan Enrico per la Lista Civica Mirella Bagliana Sindaco, Cutifani Irene per la Lista Civica Mirella Bagliana Sindaco, Bassetto Paolo per la Lista Civica Mirella Bagliana Sindaco, Denardi Barbara per il Partito Democratico, Dus Marco per il Partito Democratico, Tonon Roberto per il Partito Democratico, Bortolotto Giulia per il Partito Democratico, De Antoni Giulio per il progetto Vittorio Futura e De Bastiani Alessandro Giuseppe per Rinascita Civica Partecipare Vittorio. Poi c'è il candidato alla carica di sindaco ammesso al turno di ballottaggio e risultato non eletto tale carica, che è Gianluca Posocco. Per Toni D'Are, Gianluca Posocco sindaco. La persona al centro, Gianluca Posocco. Partito Popolare Europeo, Forza Italia Berlusconi. Ancora abbiamo i consiglieri Caldarta Antonella, della persona al centro, Gianluca Posocco. Uliana Antonella per la persona al centro, Gianluca Posocco. E poi D'Are Gian Antonio, detto Toni, per Toni D'Are, Gianluca Posocco sindaco. Poi abbiamo il candidato alla carica di sindaco non ammesso al turno di ballottaggio, Braido Giovanni, per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Lega, Indipendenza Veneta, Forza Vittorio, Giovanni Braido sindaco e Toffoli Thomas per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Ecco, quindi atteso che l'articolo 40,2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, e l'articolo 15, commi 1 e 3 dello Statuto Comunale stabiliscono che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Dai predetti verbali delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta consigliere anziano Denardi Marta per aver ottenuto la maggior cifra individuale pari a 2.100, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri, la quale ne assume pertanto la presidenza. E preso atto che, con il decreto numero 6 dell'8/7/2024, i sottoindicati consiglieri sono stati nominati assessori e che pertanto nell'atto dell'accettazione sono cessati dalla carica di consigliere,
ossia Denardi Barbara, eletta nella lista numero 7, Partito Democratico, Dus Marco, eletto nella lista numero 7, Partito Democratico, e De Antoni Giulio, eletto nella lista numero 6, Progetto Vittoria Futura, visto appunto l'articolo 64 del richiamato TUEL, il quale prevede che nei comuni con oltre 15.000 abitanti il consigliere che accetta la carica di assessore cessa da quella di consigliere, al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista, è ritenuto di provvedere alla sostituzione dei consiglieri incompatibili alla carica con i primi dei non eletti alla medesima lista, risultano i signori: per la lista numero 7 Partito Democratico Braido Fabio, Carnellos Graziano; per la lista numero 6 invece Vittorio Futura Bevilacqua Silvia. Quindi, visti l'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000, ai sensi del quale nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo secondo titolo terzo e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata all'articolo 69, e il capo secondo del titolo terzo dello stesso testo unico che indica le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni comunali, il decreto legislativo 31/12/2012 numero 235 e il decreto legislativo 8/4/2013 numero 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico e l'articolo 15 del vigente Statuto Comunale in ordine degli adempimenti riservati alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, dato atto che sono stati assolti nei termini legge gli adempimenti relativi alla pubblicizzazione dei risultati delle elezioni ed alla notifica degli eletti delle comunicazioni di nomina consigliere comunale, ai sensi dell'articolo 61 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e dato atto che tutti i proclamati eletti hanno presentato la dichiarazione attestante, e precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei consiglieri, anche nei confronti del sindaco risultato eletto, esaminate le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e di ciascun consigliere, e dato atto che nei confronti degli eletti non è stata posta alcuna pregiudiziale di ineleggibilità e di incompatibilità durante l'esame delle condizioni da parte del presente Assemblea, rilevato altresì che né in sede di compimento delle operazioni dell'ufficio elettorale né successivamente sono stati enunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, è ritenuto di procedere alla convalida dei proclamati eletti alla carica di sindaco, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente al dirigente del servizio interessato e dal dirigente del settore economico e finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, votiamo per alzata di mano. Siamo favorevoli all'unanimità? Ok, contrari? Astenuti? Uno astenuto. Sì? Consigliere? Un attimo che portiamo il gelato. Con la convalida siamo diventati consiglieri comunali. Per me non è la prima volta, ma c'è l'entusiasmo di allora e l'emozione di allora. Sono il decano per età dei consiglieri del Partito Democratico e a nome mio e del Partito Democratico ho pensato a un testo che dovrebbe essere il nostro Vangelo laico. A dire la verità potevo andarlo a prendere da Maggioli, ma mi è venuta un'idea. Vittorio Veneto è la città della vittoria, è la città dove si è conclusa quella che viene chiamata anche la quarta guerra d'indipendenza, e ho pensato, ricordandomi
quelle volte che con i miei ragazzi di scuola sono andato al Senato o alla Camera dei Deputati, c'è un ufficio stampa e allora 3-4 giorni fa ho telefonato se si poteva avere una copia fatta apposta per la città di Vittorio Veneto. Abbiamo fatto difficoltà, ho chiesto all'onorevole Rachele Scarpa e per 3 giorni ha seguito Vittorio Veneto. Gli ho detto ogni paese, ogni città ha una via, una piazza dedicata alla nostra città. E allora ne consegno una a tutti. Lasciatemi un'ultima cosa però. Vedete, noi siamo consiglieri comunali e non dobbiamo dimenticarci di chi è già stato consigliere comunale. Vedete, mi verrebbe da dire semel Abbas, semper Abbas, una volta abate, sempre abate, nel senso che rimane nel cuore a tutti coloro che sono stati ex consiglieri l'amore per la città, il fatto di aver dato poco o tanto tempo, i propri talenti a favore del bene comune. Quindi credo sia doveroso ricordare chi ci ha passato il testimone e tutti coloro che sono stati consiglieri comunali a Vittorio Veneto. E credo che a loro possiamo fare un grande applauso. Vabbè. Dicevo, ci sono i girasoli, ci sono fiori bianchi e margherite e ovviamente il verde. È da dove nasce la nostra coalizione. Vede, il girasole gira sempre verso il sol dell'avvenir, c'è la margherita, mi viene in mente il biancofiore, simbolo d'amore, e il verde dell'ulivo e dell'ambiente. Ecco, questa è la nostra coalizione. Grazie Sindaco, grazie consiglieri. Ancora un attimo. Se noi siamo qui è perché tanti cittadini e tante cittadine ci hanno dato il loro consenso. Abbiamo rotto i vittoriesi, hanno rotto il soffitto di cristallo che stava sopra la carica del sindaco. Questo è dovuto anche a tante donne. Allora me ne sono venute in mente 3, a cui darei una rosa. 3, perché? Perché quando è stato comunicato che Vittorio Veneto aveva un sindaco donna, si sono emozionate, c'è l'allegria, in qualcuna anche le lacrime. Una è Adriana Paolucci. Ovviamente mi recherò, finito il consiglio comunale, a portarlo. Un'altra si chiama Marisa. Non mi ricordo il nome, l'ha conosciuta tanti anni, vive al piccolo rifugio, tutta la sua vita è stata in carrozzina. Però forse il sindaco se la ricorderà
quel giorno in Piazza del Popolo. Aveva gli occhi che ridevano e era contenta. L'ultima abita in via Foscolo, ha sempre abitato in via Foscolo, ha 97 anni. Si chiama Francesca Meneghini. Avevo dubbi sul colore della rosa. Finisco subito. C'erano tanti colori, forse andavano bene i colori tenui. Mi è venuto in mente Massimo Ranieri, diceva le rose rosse parlano d'amore. Naturalmente non è l'amore di cui parla quella canzone, ma è l'amore per la città, l'amore per la collettività, l'amore per la politica, l'amore per il sindacato, l'amore per gli ultimi. E non a caso ho scelto 3 persone fragili. È un'indicazione che do all'amministrazione. Noi dobbiamo occuparci per primi delle persone fragili, di chi non sa urlare, di chi silenziosamente aspetta e spera che la pubblica amministrazione si ricordi di loro. Grazie Francesca, grazie Marisa, grazie Adriana. Ok, allora il Consiglio approva, deliberiamo di convalidare ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000, testo unico degli enti locali, e proclamato eletto alla carica di sindaco Balliana Mirella, progetto Vittoria Futura, Partito Democratico, Vittoria Viva in Europa, Cuore Ragione Impegno, lista civica Mirella Balliana Sindaco e Rinascita Civica Partecipare Vittorio, e di convalidare ai sensi del suddetto articolo i proclamati eletti alla carica di consigliere comunale: Denardi Marta per la civica Mirella Balliana Sindaco, Paduano Enrico per la civica Mirella Balliana Sindaco, Cutifani Irene per la lista civica Mirella Balliana Sindaco, Bassetto Paolo per la lista civica Mirella Balliana Sindaco, Tonon Roberto per il Partito Democratico, Bortolotto Giulia per il Partito Democratico, Braido Fabio per il Partito Democratico, Carnelos Graziano per il Partito Democratico, Bevilacqua Silvia per il progetto Vittoria Futura, De Bastiani Alessandro Giuseppe per Rinascita Civica Partecipare Vittorio, Posocco Gianluca per Toni Darè, Gianluca Posocco Sindaco, la persona al centro, Gianluca Posocco Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi, Caldarta Antonella per la persona al centro, Gianluca Posocco, Oliana Antonella, la persona al centro, Gianluca Posocco, Darè Gianantonio detto Toni e Toni Darè, Gianluca Posocco Sindaco, e Braido Giovanni Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Lega, Indipendenza Veneta, Forza Vittorio, Giovanni Braido Sindaco, Toffoli Thomas per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Quindi con separata votazione votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Ok, basta. La votazione è unanimità e quindi il Consiglio approva. E quindi deliberiamo. Abbiamo finito il punto. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che con la propria precedente deliberazione si è proceduto alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale a seguito delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno e del successivo turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, che ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 18/2000 e dell'articolo 24, comma 1 del vigente statuto comunale, si deve ora procedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, che richiamato articolo 24, comma 1 dello statuto comunale così recita: il Presidente del Consiglio Comunale è nominato nel suo seno dal Consiglio stesso nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune ed è a scrutinio segreto.
Se dopo 2 votazioni da tenersi nella medesima seduta nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti fra 2 candidati più anziani di età. È nominato Presidente del Consiglio Comunale chi consegue il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano d'età. Quindi a questo punto chiedo se ci sono interventi per la proposta del Presidente. Sì, prego consigliere Tonon, adesso le portano il microfono. Grazie. Buongiorno a tutti. Confesso che mi pare di tornare indietro di 10 anni avendo un ruolo completamente diverso, perché dopo la conferenza stampa di presentazione della Giunta, 10 anni fa abbiamo fatto il primo consiglio comunale qui al Museo della Battaglia e già allora mi ricordo ringraziai il collega che era stato sindaco Gian Antonio Darè, perché è merito della sua giunta se questo museo, che era il vecchio Museo della Battaglia, è diventato questo Museo della Battaglia. Questo per ricordare che molto spesso accade che una giunta comincia alcune opere e poi qualcuno le finisce, qualcun altro le inaugura, come è accaduto a tutte le amministrazioni, come accadrà anche a questa, che probabilmente inaugurerà qualcosa che completa, che non è iniziato, e lascerà opere che qualcuno dopo concluderà. Dicevo che dopo 10 anni ci ritroviamo ancora qui. Il consigliere Carnelossi ha appena detto che è il decano del PD. Io, ahimè, sono il decano vero qui dentro. Questa coalizione, quella che ha portato a questa maggioranza è il sindaco Mirella Bagliana, nasce con un lavoro molto lungo a cui hanno partecipato tutti coloro che fanno parte di questa maggioranza. Per il PD, lo diciamo senza alcun tema di smentita, con un lavoro incessante fatto soprattutto dal segretario Fabio Braido, coadiuvato da tutto il direttivo del PD. Questo accordo che ha portato al primo sindaco donna della città di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, ha portato a un rinnovamento, e lo si vede, del Consiglio Comunale, cosa che peraltro avviene in ogni Consiglio Comunale, soprattutto quando c'è un cosiddetto cambio della guardia, cioè un cambio di maggioranza. Ci sono anche parecchie conferme, sono volti che abbiamo già visto, e c'è anche qualche ritorno. Tutto fa bene alla città. E abbiamo una giunta nuova, anche se stranamente ancora incompleta. Giunta per la quale il PD mette a disposizione 2 persone di altissimo profilo personale, professionale e politico-amministrativo. Io posso dire di conoscerli entrambi molto bene, avendo lavorato lunghi anni con entrambi. In questi 5 anni ho avuto modo di conoscere, 5 anni trascorsi, frequentando gli stessi banchi della minoranza, anche Mirella Bagliana e Giulio De Antoni, per cui conosciamo le loro caratteristiche, le loro competenze, le loro capacità. Mi auguro che i nuovi assessori siano allo stesso livello, così la Giunta non avrà alcun problema di lavoro. C'è poi questo Consiglio Comunale che è chiamato a eleggere, come appena detto il consigliere fra virgolette anziano, il proprio presidente. Presidente che, uomo inevitabilmente di parte, come siamo tutti, sarà chiamato ad essere il presidente e il rappresentante di tutto il Consiglio Comunale e di ogni consigliere. Questa maggioranza, dicevo, non è un monocolore, fra virgolette, ma è una maggioranza di coalizione. E è inevitabile che dopo confronti e discussione si arrivi ad una sintesi. Ed è altrettanto inevitabile che si confrontino persone con caratteristiche e spesso anche con caratteri molto diversi. C'è chi caparbiamente aspira ad un ruolo e chi generosamente, per il bene della coalizione, fa un passo di lato, considerando il bene dei molti preferibile al vantaggio individuale. Mi vengono in mente le parole dette ieri da Bonaccini a proposito del nuovo, quello che dovrebbe essere, ci si augura, il nuovo presidente
della regione Emilia-Romagna, mettiamo da parte i nostri destini personali. E come è anche assolutamente normale in ogni associazione, in ogni coalizione, in ogni gruppo, non tutte le scelte e le decisioni sono completamente e totalmente condivise. Alcune sono semplicemente accettate, perché così deve essere. Perciò il PD voterà, anzi, i 4 consiglieri del PD voteranno Alessandro De Bastiani, presidente di questo Consiglio Comunale, e ci auguriamo che per il bene della città sia il presidente di tutto il Consiglio Comunale. Abbiamo avuto dal 1995, anno in cui per la prima volta con la riforma della legge elettorale furono nominati i presidenti dei consigli comunali nei comuni con più di 15.000 abitanti, abbiamo avuto molti esempi, dal compianto amico Claudio Celletti, il primo presidente del Consiglio Comunale, a Paolo Sant'Antonio, passando per Fabio Garofalo, Ennio Antiga e il nostro amico Silvano Tocchetta. Alcuni hanno dato lezioni di comportamenti signorili e gestioni assembleari corrette. Diciamo che da tutti c'è da imparare, da qualcuno quel che si deve fare, da qualcuno quel che non si deve fare. Io mi auguro, noi tutti ci auguriamo, che la presidenza del Consiglio Comunale prossima si configuri come una ottima presidenza del Consiglio Comunale. Grazie. Prego, consigliere Carnellos. Ovviamente il nome del candidato prescelto è stato annunciato dal mio capogruppo e, come si può dire, ovviamente saremo compatti, però lasciatemi dire che Metasogno fra poco si chiuderà. I vittoriesi avevano rotto il soffitto di cristallo per quanto riguarda il sindaco e avevano rotto il soffitto di cristallo anche per quanto riguarda il Presidente del Consiglio. Ma la politica purtroppo ha delle sue regole, talvolta astruse, talvolta prese da manuali strani. E allora, prima che il sogno si chiuda, volevo dare a quella che è stata per mezz'ora il nostro Presidente un omaggio floreale. E volevo dire ai giovani, attenzione, sanno, io mi sono battuto perché questo assetto rimanesse, ma vi dicevo, la politica ha le sue regole, però mi raccomando, siamo il paese di Tomasi di Lampedusa, del Gattopardo, mi raccomando, giovani consiglieri soprattutto, non facciamo che tutto cambi perché nulla cambi, anche perché c'è questo magnifico salone delle feste e qui non c'è nessuno che ha il physique de rôle di Alain Delon per fare Tancredi o di Claudia Cardinale per fare Angelica. Grazie. Ringrazio ovviamente il consigliere Carnellos per la sua galanteria. Chiedo se ci sono altre proposte. Sì, prego, consigliere Padoan. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, colleghi e colleghe consiglieri e consigliere. A nome della lista civica mi sente poco. Mi sentite? Ok. A nome della lista civica Mirella Bagliana Sindaco, noi abbiamo il piacere di sostenere la figura di Alessandro De Bastiani,
quale nostra scelta per la carica della Presidenza del Consiglio. Crediamo che Alessandro abbia la capacità di rappresentare la storia recente della politica vittoriese, della cura della cosa pubblica, per cui ci sentiamo assolutamente fiduciosi che sappia ricoprire l'importante carica anche di garanzia, in primis di garanzia al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale nei confronti della Giunta e nei confronti, soprattutto includendo anche la garanzia alle prerogative delle minoranze consiliari che rappresentano altrettanto la città di Vittorio Veneto. E ringraziamo anche l'auspicio del consigliere Carnelos. Siamo sicuri che le forze politiche che la città ha in modo estremamente numeroso scelto, indicando una volontà di rinnovamento, sapranno assolutamente farsi valere, sapranno portare un punto di vista assolutamente innovativo e incisivo all'interno della vita politica della città di Vittorio Veneto, rappresentando tutti, ma appunto impersonando anche biograficamente un punto di vista di cui evidentemente anche gli stessi cittadini e le stesse cittadine di Vittorio Veneto hanno ritenuto di aver bisogno di ascoltare. Grazie ancora a tutti e a tutte e buon lavoro. Prendiamo atto. Se non ci sono altri interventi, procediamo. con la distribuzione. Allora, prendiamo atto della candidatura del consigliere De Bastiani, proposta dal consigliere di maggioranza Carnelos, e uditi gli interventi del consigliere Tonon, del consigliere Padoan, procediamo quindi alla votazione tramite scrutinio segreto. Bene, votazioni completate. Invito gli scrutatori Toffoli, Bevilacqua e Bassetto a procedere agli scrutini.
14 schede, 13 Ok. De Bastiani. Aspetta, scusate. No, uso questo. Allora, sono 14 le schede totali, 13 voti per Alessandro De Bastiani e una scheda bianca. Allora, il Consiglio delibera di nominare Presidente del Consiglio Comunale il consigliere De Bastiani, di dare atto che il presente provvedimento ha effetto immediato ex legge. Quindi buon lavoro e complimenti, consigliere Presidente. Allora anch'io utilizzo i 7 minuti che sono concessi ai consiglieri comunali per fare una mia dichiarazione. Colleghi consiglieri, gentile sindaco, signore e signori assessori, cari concittadini presenti in questa sala e che ci seguite in diretta televisiva, mi sento in dovere di iniziare questo mio mandato di Presidente ringraziando i componenti di questa Assemblea che mi hanno dato la responsabilità e l'opportunità di ricoprire questa importante carica. Ringrazio anche tutti i cittadini che si erano candidati offrendo la loro disponibilità per un democratico svolgimento delle elezioni comunali. Ringrazio infine tutti gli elettori vittoriesi, sia quelli che hanno votato per la coalizione a cui appartengo, sia quelli che hanno votato per le altre liste e per gli altri candidati. Sono 13.509 i cittadini che l'8 e il 9 giugno si sono recati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i 16 consiglieri che daranno vita alla 17ª consigliatura comunale dell'età repubblicana e che inizia oggi. La prima osservazione che voglio portare alla vostra attenzione è la constatazione che, elezione dopo elezione, sono sempre meno i cittadini che sentono il desiderio e il dovere di esprimere il loro voto. È un segnale che ci allarma e che ci deve far riflettere. Sarà uno stimolo in più ad impegnarci al massimo nel nostro ruolo di consiglieri comunali affinché, anche grazie al nostro esempio, il numero di elettori possa in futuro aumentare anziché diminuire. L'allarme è chiaro. Il 50% dei vittoriesi aventi diritto al voto ha disertato le urne. È evidente che nel mondo di oggi la democrazia non gode di buona salute. Ha detto domenica scorsa Papa Francesco a Trieste in chiusura della 50ª settimana sociale intitolata Al cuore della democrazia. La democrazia si impara da ragazzi, ha aggiunto Francesco, e va allenata anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche. Al sindaco e alla giunta, che con il Consiglio Comunale costituiscono i 3 organi attraverso i quali si formano e maturano le scelte e le decisioni politiche che stabiliscono e definiscono la vita e l'azione del Comune, oltre ad augurare un proficuo lavoro per la città e i nostri cittadini, assicuro fin d'ora la leale collaborazione del Consiglio Comunale, che avrò cura avvenga nel reciproco rispetto delle rispettive competenze e dei diversi ruoli fissati dalle leggi statali e dai regolamenti comunali.
Ritengo che il nostro primo impegno di consiglieri comunali, quali rappresentanti dell'intera comunità vittoriese, sarà allenare i nostri concittadini alla pratica della democrazia, e lo potremo fare stando vicini e insieme a loro, raccogliendo le loro istanze, i loro suggerimenti e anche le loro critiche. Innumerevoli saranno le sfide che saremo chiamati ad affrontare in campo urbanistico e sociale, nella cura delle persone più deboli alla tutela del paesaggio, dalla promozione della città al mantenimento del suo decoro, e l'elenco diventa di anno in anno sempre più lungo, fino alle sfide dell'istruzione pubblica e della salute dei cittadini. E quando parliamo di salute pubblica ci viene subito in mente il nostro ospedale, sempre in bilico tra miglioramento, per il quale ci batteremo, e declassamento che vogliamo in tutti i modi scongiurare. Salute vuol dire anche vivere in un ambiente sano, condizione sempre più difficile in una provincia dove ogni anno vengono riversati nei terreni una quantità preoccupante di prodotti fitosanitari. Il futuro della nostra città è nelle nostre mani e dipenderà in primo luogo dall'impegno del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. A questo proposito vorrei ricordare che noi consiglieri non siamo relegati al ruolo di approvazione o bocciatura delle proposte di delibere della giunta, ma lo statuto e il regolamento del Consiglio ci mettono a disposizione strumenti e opportunità che fino ad oggi sono stati presi assai poco in considerazione. A tal fine vi invito, consiglieri, a leggere con attenzione l'articolo 10 del nostro regolamento, funzioni delle commissioni consigliari permanenti, dove al comma 3 è previsto che le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione nell'ambito delle materie di loro competenza. È una disposizione chiarissima. I consiglieri hanno un loro specifico potere di iniziativa e di proposta di proprie deliberazioni consigliari. La tirannia del tempo mi obbliga a concludere velocemente questo mio intervento, anche perché avremo di fronte a noi molte opportunità di dibattere e confrontarci sulle più disparate problematiche. Perciò chiudo con una citazione poco originale ma efficace di Robert Baden-Powell, indirizzata agli scout di tutto il mondo, che possiamo parafrasare in questo modo: noi abbiamo l'obbligo di lasciare tra 5 anni questa città migliore di come l'abbiamo trovata. A voi tutti, colleghi consiglieri, formulo un sincero augurio di buon lavoro e non meravigliatevi se non ho ancora pronunciato le parole di rito «sarò il presidente di tutti i consiglieri», perché questo è scontato ed è doveroso, e soprattutto perché spero di poter sentire da voi fra 5 anni che ho assolto in pieno il mio dovere di imparzialità. Buon lavoro a tutti. Possiamo? Procediamo. Vediamo. No, io non ho nessuno video. La costituzione dei gruppi. Sì. Vediamo il giuramento del sindaco. Costituzione dei gruppi. Punto numero 3. Costituzione dei gruppi consigliari e designazione dei rispettivi capigruppo. Allora do lettura, tralascio questa parte del richiamato del premesso, do lettura alla proposta di costituzione dei gruppi con Trova i
Col capogruppo. Allora, la delibera che si vota prende atto con le seguenti composizioni dei gruppi consigliari e dei relativi capigruppo. Lista civica Mirella Bagliana sindaco. Gruppo consigliare Lista civica Mirella Bagliana sindaco. Componenti Denardi Marta, Padoan Enrico, Cutifani Irene, Bassetto Paolo. Capogruppo Bassetto Paolo. Partito Democratico. Componenti Tonon Roberto, Bortolotto Giulia, Braido Fabio, Carnelos Graziano. Capogruppo Tonon Roberto. Vittorio Futura, Bevilacqua sindaco, Silvia, pardon. Fra 5 anni. Capogruppo Bevilacqua Silvia. Rinascita civica De Bastiani Alessandro, capogruppo De Bastiani Alessandro. La persona al centro Gianluca Posocco, composta da Posocco Gianluca, Uliana Antonella, Caldar Antonella, capogruppo Caldart Antonella. Toni da Re, Gianluca Posocco sindaco, componenti da Re Gian Antonio, capogruppo da Re Gian Antonio. Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, componenti Toffoli Thomas, capogruppo Toffoli Thomas. Gruppo misto, componenti Braido Giovanni, capogruppo Braido Giovanni. Questa delibera non si vota, è solo una presa d'atto. Quindi possiamo passare al punto 4, giuramento del sindaco ai sensi dell'articolo 50,11. Allora. Ci siamo? Sì. Io, Mirella Bagliana, in qualità di sindaco di Vittorio Veneto, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Permettetemi un breve intervento. Gentili consiglieri, gentili concittadini presenti in aula e tutti quelli presenti sotto nella loggia e a quelli in collegamento da casa, oggi prende avvio una nuova consigliatura che vedrà ciascuno di noi impegnato nel dare risposte ai bisogni e alle esigenze della nostra comunità. È con tanto entusiasmo, ma soprattutto con un alto senso di responsabilità, che mi appresto a ricoprire la carica di sindaco della città di Vittorio Veneto. Ringrazio tutti voi consiglieri eletti e tutti coloro che in queste elezioni amministrative si sono messi a disposizione della comunità. Ringrazio tutti i cittadini che con il loro voto hanno esercitato un diritto democratico che consente a ciascuno di essere soggetto attivo nell'indirizzare il futuro collettivo. Ad una disaffezione verso la gestione della cosa pubblica che è andata man mano aumentando negli ultimi anni e che in parte si traduce con un forte astensionismo registrato alle elezioni amministrative e politiche degli ultimi anni, uno degli obiettivi primari di noi amministratori dovrà essere quello di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali. È pur vero che questa consigliatura registra un'inversione di tendenza rispetto alla composizione dei precedenti consigli comunali. Oggi l'età media di consigliere eletta si è notevolmente abbassata. Inoltre la presenza del genere femminile è aumentata, passando da 3 consigliere elette nella scorsa consigliatura a 7 consigliere elette in questa consigliatura. Una maggiore presenza femminile e giovanile nei consigli comunali può portare a una governance più democratica, rappresentativa ed efficace,
può portare a nuove idee e soluzioni innovative per le sfide che la comunità deve affrontare. Nel passaggio da una consigliatura all'altra è doveroso ricordare e ringraziare tutti coloro che dal dopoguerra ad oggi, e anche prima, in qualità di sindaci, assessori e consiglieri comunali, ma anche i tanti cittadini che a vario titolo hanno contribuito a far crescere e sviluppare la città di Vittorio Veneto, tale da renderla una delle più belle città del Veneto. Le ricchezze naturalistiche e ambientali, unite ai preziosi elementi artistici e culturali, sono caratteristiche del nostro territorio, ci impongono di continuare ad attivarci affinché la nostra città rimanga una vera città. Nel corso della nostra campagna elettorale abbiamo avuto modo di incontrare tante persone, di ascoltare le loro preoccupazioni e le loro speranze. Abbiamo raccolto tante idee e proposte che faranno da guida al nostro lavoro. Da amministratori siamo chiamati a dare delle risposte ai bisogni della persona. In una società sempre più fragile, massima sarà l'attenzione alla crescita dei nostri giovani. Dobbiamo garantire socialità alle persone sole e sostegno inclusivo alle categorie più fragili. Registriamo aumenti di povertà che sono legate principalmente alle questioni delle retribuzioni sempre più basse, che purtroppo alle volte non fanno fronte ai bisogni primari delle famiglie. Un'altra emergenza che dovremo considerare nei prossimi anni sarà la questione abitativa. A fronte di un patrimonio edilizio importante, sempre più persone hanno difficoltà a trovare una soluzione abitativa. Altre importanti sfide ci attendono sul piano ambientale e di mantenimento del nostro territorio. Vittorio Veneto, comune più esteso della provincia di Treviso, ha un territorio tanto bello quanto fragile. L'abbiamo visto anche ieri, di fronte a fenomeni atmosferici sempre più imponenti, succede che il nostro territorio venga ferito in più punti, da San Giacomo con l'esondazione del Meschio, al Fadalto con lo sviluppo di vecchie e nuove frane. Anche in questo caso, come amministratori, siamo chiamati a vigilare sulle cause che possono compartecipare ad amplificare i danni causati dal maltempo e dall'altro lato dare delle risposte ai cittadini che vanno incontro a forti disagi dovuti alla mancanza, ad esempio, dei collegamenti stradali, come nella zona dei cittadini del Fadalto. Altra questione che dovremo attenzionare è il tema della salute, precedentemente anche citato, con il mantenimento e potenziamento del nostro presidio ospedaliero e di tutti i servizi base per il benessere dei cittadini. Inoltre, i prossimi anni saranno decisivi per definire un piano strategico a lungo termine, non per la città di Vittorio Veneto, ma della città di Vittorio Veneto, attraverso un percorso partecipativo. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini, forze sociali, imprenditoriali e categorie produttive affinché partecipino attivamente alla vita della comunità, portando le proprie idee e proposte, collaborando con uno spirito di coesione e solidarietà. Permettetemi di ringraziare anche tutto il personale in servizio al Comune di Vittorio Veneto che ci sta accompagnando in questa nostra amministrazione. Considerato che il programma di mandato verrà illustrato prossimamente in un altro Consiglio Comunale, concludo sicura che ciascun consigliere comunale svolgerà il proprio ruolo con dedizione e senso di responsabilità e per questo auguro a tutti un buon impegno. Grazie. Do la parola al Sindaco per la comunicazione della composizione della Giunta Comunale. Sì, allora, come Sindaco di Vittorio Veneto comunico di aver provveduto alla nomina della Giunta Comunale con proprio decreto numero 6 dell'8 luglio 2024. Ora do lettura della composizione della Giunta Comunale e dei referati delegati.
Vice sindaco e assessore Marco Dus, assessore alla gestione del territorio, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, ossia pianificazione territoriale, rigenerazione urbana, edilizia privata, ambiente, energia, mobilità sostenibile, trasparenza, digitalizzazione e agricoltura. Assessore Barbara De Nardi. Assessore alle politiche abitative, turismo, affari generali e patrimonio, ossia innovazione per l'abitare, patrimonio, affari generali e istituzionali, affari legali, attrattività e sostenibilità turistiche. Assessore Giulio De Antoni. Assessore alle risorse finanziarie e umane, opere pubbliche, ossia politiche del personale, bilancio e tributi, lavori pubblici, infrastrutture, verde pubblico e decoro urbano, servizi demografici e cimiteriali. Assessore Laura Ceccarini. Assessore alla città solidale e inclusiva, famiglia, ossia politiche sociali, equità sociale e di genere, servizi alle famiglie, valorizzazione giovanile e politiche della terza età, integrazione, prevenzione dei rischi sociali, volontariato sociale. Preciso che la prossima settimana verrà nominato un altro assessore che farà parte della nostra giunta. Per motivi tecnici non abbiamo avuto appunto l'opportunità di nominarlo in questa tornata. Comunico infine di aver riservato alla propria persona i seguenti referati, ossia partecipazioni pubbliche, accordi sovracomunali, opportunità regionali, nazionali ed europee, attività produttive, commercio e politiche del lavoro, salute e presidio sanitario, sport e benessere, partecipazione e cittadinanza attiva, polizia locale, sicurezza urbana e protezione civile, politiche della cultura, biblioteca, musei, politiche educative e scolastiche, nonché in via residuale alle materie non esplicitamente indicate nell'elenco di cui sopra, conferite al vice sindaco e agli assessori. Permettetemi un ulteriore ringraziamento agli assessori che hanno accettato questa carica e, come detto anche durante la conferenza stampa, li ringrazio. Penso che la nostra squadra è un'importante e una bella squadra e ci presteremo a fare un buon lavoro. Grazie. Punto 6, è l'ultimo punto di questa seduta, nomina delle commissioni elettorali comunale per il quinquennio 2024-2029. Adesso vengono... Mi dico. Indicare l'opposizione, uno di sì. Prego, consigliere Bassetto. Buongiorno a tutti. Oggi inizia la nuova consigliatura. Presidente, mi consenta un saluto al sindaco della città di Vittorio Veneto, alla giunta comunale, ai colleghi, consiglieri comunali, ai dipendenti comunali e ai cittadini tutti. Anzitutto un doveroso ringraziamento all'amministrazione uscente. Un saluto e un ringraziamento anche al Presidente del Consiglio Comunale uscente, il Dottor Paolo Sant'Antonio, per aver diretto, almeno per quanto io possa aver notato, con garbo istituzionale questo consesso vittoriese. Un ringraziamento ai cittadini che con il loro voto hanno riposto la loro fiducia, aspetto di cui personalmente sento la responsabilità. Noi oggi sediamo in questo Consiglio Comunale non per nomina politica ma in quanto eletti dai cittadini,
chi siede in consiglio comunale esercita le proprie funzioni, senza vincolo di mandato. Fermo il rispetto delle leggi e sotto la guida della nostra Costituzione repubblicana, che tante vite è costata, nell'esercizio del mandato i consiglieri comunali devono rispondere ai cittadini e mi permetterei di aggiungere alla propria coscienza. Ora la guida della città è stata affidata ad una nuova amministrazione. A prescindere dagli schieramenti politici, mi auguro che i prossimi possano essere anni di confronto e sincera collaborazione tra i diversi gruppi consiliari per il bene della comunità. In questo primo intervento permettetemi il ricordo personale di un amico che tanto si è speso per la sua città, per la sua San Giacomo e per i giovani. Alberto Dan. Alberto ci ha lasciato troppo presto. Vorrei rivolgere a lui il mio pensiero, leggendo in quest'aula una sua frase per me molto importante. Alberto scriveva: a mio personale parere, ognuno ha cercato, con le proprie convinzioni e capacità, di fare del bene, o perlomeno del suo meglio. Tutti hanno ereditato da altri l'amministrazione della città e hanno cercato di esserne degni. Una grandissima eredità politica, parole di una saggezza infinita, che spero possano essere di ispirazione per chi si appresta ad avere cura della città e della sua comunità. Diamo avvio dunque a questa nuova amministrazione e portiamola avanti cercando di essere degni di quanto abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto. Grazie. Allora, prima di passare alla nomina della commissione, leggo il dato atto che al punto 1 dice che la commissione elettorale è composta dal sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti nei comuni in cui il consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri. Per questo comune il consiglio comunale risulta composto dal sindaco e da 16 consiglieri. Nella commissione devono essere rappresentata la minoranza. L'elezione deve essere effettuata con un'unica votazione, con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. A tale scopo, per l'elezione dei componenti effettivi della suddetta commissione, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Con votazione separata con le stesse modalità sopra indicate si procede alla elezione dei componenti supplenti. Quindi passiamo alla distribuzione delle schede. Gli scrutatori li abbiamo. Prima la votazione per gli effettivi e poi successivamente quella dei supplenti. Ci sono 2 votazioni. Sì. Ci saranno 2 votazioni, la prima per gli effettivi, si mette il nome degli effettivi, e nella seconda si mette il nome dei supplenti. Per me? Sì. Grazie. Grazie. Scrutatori si avvicinino per favore.
adesso li scriviamo e dopodiché votiamo, no, votiamo l'immediata esecuzione, sì, li votiamo come componenti, li richiama e facciamo Li richiamo? voto, sì. Adesso intanto li scriviamo. Allora, risultano votati Irene Cutifani, 1, 2, 3, 4, 5 voti, Bortolotto, Giulia, 1, 2, 3, 4, 5 voti, per l'opposizione Thomas Toffoli 2 voti e una scheda bianca. Quindi? Cutifani. 5 voti. Poi abbiamo Bortolotto 5. e 2 Thomas Toffoli e una bianca. e una Quindi abbiamo quello di minoranza, abbiamo i 5, due. 12, 13. Va bene. Sì, abbiamo Allora, Cutifani perché- 5. è un 5 questo numero. Allora, il risultato della votazione è Irene Cutifani voti 5, Bortolotto voti 5 e Toffoli voti 2. Una scheda bianca. Supplenti. Sì, adesso procediamo alla votazione dei supplenti. Questo è del mio. Ecco gli esiti della votazione. Allora abbiamo Carnelos 1, 2, 3, 4, 5. Scusate. Marta Denardi 1, 2, 3, 4, 5 per l'opposizione. Thomas Toffoli 2 schede e una scheda bianca. Sono in 13. Ma supplente è anche titolare? No. No, è titolare, non può essere anche supplente. Abbiamo finito le schede? Ne avete ancora schede? Va bene,
Possono semplicemente votare il gruppo di minoranza. Dica che votano soltanto la minoranza. Allora facciamo votare solo la minoranza per... Il rappresentante. Votano il rappresentante supplente. Ormai sì. E anche dare... Sì. Le schede della precedente votazione. Scrutatori. Ma bisogna dirlo perché tante persone non sanno le cose. Ma quando li votano, quando è che voteranno? Grazie. Questi gli esiti: una scheda bianca, 2 schede nulle. Allora, Bisogna votare tutti, esatto. Se non se ne vende si vota tutti. Sì. allora, E considerato che anche i consiglieri... ripetiamo completamente la votazione, rivotano tutti per il supplente o per il coso? Per i supplenti. Per il supplente, rifacciamo la votazione per il supplente. Possono essere votati anche gli assenti. Abbiamo 3 consiglieri assenti, possono essere votati. Stiamo perdendo sulla commissione elettorale supplente. Grazie. Allora, le schede così scrutinate: Denardi Marta 1, 2, 3, 4 voti, Carnelos Graziano 1, 2, 3,
4 voti. Posocco Gianluca 1, 2 schede nulle e una scheda bianca. Allora 4 Carnelos, 4 Denardi e 2 Posocco. 2 nulle e una bianca. Sì. 2 nulle e una bianca. E però come siamo? 4, 8, 10, 11, dovevano essere 13. 4, 8 e 2 10 e una 11. Sono due nulle e una bianca. Due nulle e una bianca. Che fa 3. Quanti ne ha avuti Carnelos? 4 E Denardi? 4. Quindi sono 2 di Posocco. Uno manca il singolo. 4, 8, 10. Ok. Boh. Mancavano il... Sì, ce l'abbiamo fatta. Allora io leggo. Allora, Posocco, qui, che non era Toffoli, Carnelos 4, questo è escluso. Nardi 4 Supplente, e Posocco 2. supplente Carnelos 4, Denardi 4, Posocco 2, Schede bianche, una bianca e 2 nulle. Adesso passiamo alla votazione per la presa d'atto della nomina della commissione elettorale. alzata di mano. Votiamo per alzata di mano. Favorevoli? Unanimità. Lei deve votare. E adesso l'immediata esecuzione. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Bene, ringrazio tutti, dichiaro chiuso questo primo Consiglio Comunale. Buona giornata a tutti.